Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono praticamente da solo in questo istante, il live è appena cominciato e buona domenica, bellissima giornata qui a Dublino, Irlanda. C'è un sole pazzesco, ormai c'è sole da mesi, cosa straordinaria. E infatti ne si approfitta per andare un po' al mare, che è qui vicino. Spero che la vostra domenica sia altrettanto soleggiata o perlomeno felice. Immagino che alcuni di voi stiano già facendo pizze, stiano per cuocerle, insomma, sono le 13:02 in Italia. E buongiorno Edoardo e buongiorno Unione Europea. Cavoli, mi sento... Allora, cominciamo subito. Ciao Rocco, ciao Guillaume, ho detto bene? Ciao Antonello Basile, buongiorno. Quindi mostriamo anche Edoardo e mostriamo Unione Europea che mette un po' in soggezione. Allora, ciao Leonardo, ciao Victor Ricard, buongiorno Gigio, ti seguo anche se è la prima volta che ti scrivo. Ciao e benvenuto. C'è Ale, buona giornata, buona domenica. Subito vi state accalcando. Atacombo 67, ciao Rossana. Eh, buongiorno Frodo, se faccio un altro impasto questa settimana mi cacciano di casa. Ormai stiamo facendo la faccia dell'impasto. Che maestro è maestro. Buongiorno, sono Gigio. Buongiorno Matteo. Buongiorno Francesco. Buongiorno Giuseppe. Ho iniziato a fare la pizza grazie a te. È un onore. Telefono, non posso rispondere, sono in diretta. Scusate un secondo. Ok. Buongiorno Gigi. Buongiorno Cesare, grazie. Buongiorno Lina Esposito, cavolo, devo dire buongiorno. Buongiorno Monica da Torino. Ciao Vince, puoi dire le dosi per il pane integrale? Guarda, dipende, perché se lo vuoi fare come ho fatto la pizza, che quindi è più farina 00 che farina integrale, fai 70 e 30, altrimenti puoi invertire le cose. Basta che fai la ricetta, quella del pane che ho pubblicato, parti da quella e cambi le dosi e vai in pratica ad aggiungere un 30%, cioè a sostituire un 30% della farina 00 con un 30% di farina integrale, se la vuoi fare appena integrale, altrimenti devi fare il doppio. Però considera che se la fai quasi tutta integrale, viene un pane diverso, devi farlo poi molto idratato per fare le bolle grandi, insomma. C'è tra altre cose Antonio di Malati di Pizza che ha fatto un pane integrale, mi ha fatto vedere molto molto bello. Ciao Sabino, ciao Mufida Gelali, eh, Antonello Basile, conosci alternative all'Unicoda visto che attualmente sembra impossibile da acquistare? Vabbè, c'è l'Unicoda 16 credo, che è quello più grande, costa un po' di più, tipo 4,49 se non erro. Poi c'è il Rockbox, poi ho letto di un forno che si chiama Dada se non erro. Rocco, sto per sfornare il pane, 25% semola rimacinata, 25 7 cereali, 10 crusca, 20 orzo, grano arso. Ma verrà buonissimo. Geraldine, buongiorno Geraldine. Rosalia, buongiorno Rosalia. Vincenzo, buongiorno anche a te. Maurizio, buongiorno. Nicola, domandina veloce per andare a lavorare. Palla alluminio, legno. La preferisco, scivola meglio, non ci sono storie. Poi dipende sempre, però quella in legno non sbagli mai. Ciao Maurizio, domani provo la pizza combo, grande. Che si fa oggi? No, oggi si riposa, non ho manco preparato la pizza di sera, l'ho distrutto, ci siamo fatti 20.000 passi per andare al mare e tornare, non ce l'ho fatta impastare, impasterò oggi per domani, magari provo a fare una biga, oppure provo a fare qualcos'altro. Come faccio a fare un impasto un po' più croccante sull'unicoda? Devi diminuire l'idratazione, abbassare la fiamma, e quindi far durare la cottura un po' più a lungo. Quindi anziché i canonici 90 secondi, fai una cottura di 3 minuti, ma deve essere veramente a fuoco bassissimo, altrimenti la bruci. Buongiorno Sabino.
Ti ho già salutato. Fra poco inforno il pane. Grandi ragazzi. Edoardo, avrei una domanda. Quando faccio l'impasto nell'impastatrice, come capisco quando fermarmi? In pratica, nell'impastatrice, quando non ti sembra che stia colando, cioè quando ti fermi, vedi che l'impasto in realtà rimane bello compatto, lì perché sta incordando, detto proprio in maniera proprio ruda e spicciola. Riccardo, sei un riferimento. Grazie Riccardo, grazie per essere così gentile. Buongiorno Ciro. Grazie ai tuoi consigli sto raggiungendo alti livelli di qualità. Grazie Ciro, è un onore. Cosimo, credo sia Cosimo Carreri. Ciao Gigio, sei bravissimo, grazie a voi. Monica, quale impastatrice puoi consigliare con un budget contenuto? Ma dipende che cosa intendi per budget contenuto, prima di tutto, Monica. Per esempio c'è quello dell'Idol che non costa tantissimo, mi pare ci sia il Bosch, però chiaramente un budget contenuto significa pure prestazioni limitate in termini sia di quantità di impasto che potete impastare e sia anche per proprio la vita stessa dell'impastatrice, che può durare di meno, soprattutto se utilizzate velocità folli per impastare. Quindi poi che cosa volete fare? Volete solo impastare? Volete fare altro? In ogni caso, con un budget contenuto, non so, che può essere 100 euro, 150 euro, le alternative sul mercato sono varie, però la qualità credo che sia molto simile. Magari, ragazzi, se c'è qualcuno tra di voi che ha una impastatrice economica, magari può suggerirla e leggo il vostro commento. Ciao, grazie, chef stellato. Cioè c'è bisogno di avere una caputo rossa per fare un cornicione alto? No, ragazzi, non è la questione della caputo rossa. La caputo rossa è una farina forte che vi serve ad avere una maturazione più lunga. Cioè la si può usare in questo contesto, ma un cornicione alto lo si può ottenere anche con una pizza che matura 8 ore. Chiaramente dipende dalla lavorazione dell'impasto, quindi catturare l'aria, e poi anche nella stesura conta tantissimo, e ovviamente anche la quantità di impasto per panetto, chiaramente. Allora ragazzi, vi leggo ancora, devo rispondere a questo WhatsApp perché altrimenti continuano a chiamarmi. Voi continuate a fare domande che cerco di recuperare. Ecco qua. Vi leggo. Ciao Gigio, vogliamo la ricetta del panuzzo. Allora ragazzi, il panuzzo in realtà non è diversa dalla pizza, è l'impasto della pizza, soltanto che viene diciamo che il panetto può essere tagliato in due e cambia chiaramente poi la forma, e poi va cotto in modo tale che diciamo possa diventare un pane, quindi chiaramente un calore, diciamo la potenza del forno deve essere più bassa. È una cosa che vi posso far vedere, io li faccio sempre, quando mi avanzano dei panetti vado sempre di panozzo. Sto provando a fare l'impasto per pucce e friselle. Si butta tutto, no, non si butta niente. Un giorno farai un video sul pane integrale. Sì, ma in realtà ce l'ho già preparato, però non l'ho mai montato perché non mi piace. Dipende se vogliamo fare un pane integrale 100% oppure un qualcosa di misto. Comunque sì, grazie per l'idea. Luigi, no, grazie a te, grazie a te. Ieri sera la pizza con forno ardore, impasto non cotto perfettamente, devo ancora capirlo quel forno. Ma hai il biscotto oppure la pietra, quella che esce in dotazione con il forno? Ciao Susi, buongiorno Susi. Mi sa che mi sono perso eccoli qua i commenti. Ciao Gigio, nel caso in cui si fa una lievitazione 24 ore a un impasto in idratazione 70% caputo pizzeria, dopo le pieghe di rinforzo, cameramento di aria, frigo, perché se usi la blu, però blu pizzeria è sicuramente più forte della blu chef, però magari 70%, 24 ore, forse magari un po' di frigo non fa male, specialmente adesso che andiamo incontro a temperature ben più alte. Mezz'ora temperatura ambiente. Esatto, adesso leggo il tuo secondo messaggio. Sì, puoi fare, visto che fa caldo, puoi fare lo staglio a freddo, va benissimo. Robin Vismara, ciao Gigio, grazie per i consigli, soprattutto per il metodo combo, migliorato sensibilmente la qualità delle mie pizze, sei il top. Grazie Robin, grazie.
Martin Brossa, buongiorno Gigio, complimenti per i tuoi video. Volevo chiederti un problema ogni volta che faccio lievitare i panetti. Faccio fatica a toglierli dal contenitore e li rovino. Cosa consigli? Allora, il fatto che rimangano attaccati al contenitore è normale. Poi dipende, hai un contenitore grande tipo quello da pizzeria oppure hai contenitori più piccoli, perché per i contenitori piccoli tipo Tupperware consiglio di girarli sottosopra e lasciar cadere l'impasto e poi raccoglierlo, altrimenti devi munirti di una spatola, quelle di plastica, infarinarla, quindi bagnarla nella farina e con tipo 2-3 tocchi decisi stacchi l'impasto, ma non lo devi mai toccare con le mani, perché se lo vai a toccare con le mani mentre cerchi di toglierlo, chiaramente lo schiacci e lo rovini. Poi, se anche con la spatola un pochino cambi la forma, non fa niente. L'importante è che tu quando poi prendi l'impasto, diciamo il panetto, lo metti sul tavolo di lavoro, rifai la forma, insomma lo giri come se fosse una palla di neve e quindi lo riporti a quella forma tonda e risolvi in questo modo. Alex, ciao Gigi, mi hai usato l'F1? No, ho usato un altro modello, trovate una foto vecchia su Instagram dello scorso anno, e non mi era piaciuto tanto, ma è un'altra storia. Per questo vedo che comunque ha delle prestazioni notevoli, non lo conosco come forno, nel senso che non l'ho mai usato, però se funziona come diciamo i forni professionali, chiaramente il cielo dovete avere una temperatura più alta della platea se non avete una pietra tipo biscotto saputo. In questo caso credo che bisogna superare i 450 gradi per il cielo e bisogna stare al di sotto tipo 380-400 per la platea. Ripeto, se non utilizzate il biscotto, se utilizzate il biscotto dovete portare la temperatura a ben altre gradazioni, perché altrimenti poi la pizza rimane alquanto bianca sotto. Però per esempio c'è Vincenzo Viscusi e ci sono Antonio che utilizzano questo forno, quindi sicuramente loro sapranno darvi delle risposte più precise e non voglio dire cose che non so, quindi le so perché le vedo, però loro sicuramente ne sanno più di me. Chef stellato, con l'impastatrice Ariete intorno ai 100 euro mi trovo benissimo, quindi per rispondere adesso non ricordo il suo nome, Michela, non lo so, comunque quindi l'impastatrice Ariete sembra essere buona. È in programma una guida per il congelamento degli impasti, lo faccio sempre a sensazione, congelandoli dopo il riposo magari c'è un sistema migliore. No ragazzi, in realtà pure io le ho fatte sempre a sentimento. Ecco, certo è difficile basare un metodo scientifico sul sentimento. Diciamo che l'osservazione può servire. Tu come ti trovi dopo quando poi li scongeli? Hai mai avuto problemi oppure ti sei trovato bene? Allora, Leonardo, andiamo avanti. Ale, ho preso il forno pizza elettrico con pietra refrattaria nera, 400 gradi, che avevi suggerito una volta su Telegram. Mi sono trovato benissimo, grazie mille. Ah, grazie, grazie. Se non ricordo quale... Ah, ho capito forse. Sì, avevo trovato in offerta, avevo postato il link. Consigli su un forno da comprare? Palmer, ciao Palmer. Dipende da budget, dipende se lo vuoi utilizzare in casa oppure se hai spazio fuori. Perché se lo vuoi usare in casa non è che tu abbia alternative, devi andare su un forno elettrico tipo appunto un F1. Altrimenti esternamente poi hai veramente l'imbarazzo della scelta, ma a quel punto la scelta dipende anche dal budget a disposizione. Altrimenti è facile dire prenditi un'Alfa Pizza che costa miliardi. Allora, grazie mille, no, grazie a te. Ho usato nuvola del Molino Caputo, lievitazione in 24 ore frigo, 4 ore, secondo te posso rimettere in frigo 24 ore in più? Sembra troppo. Io so che la nuvola, di nuvola ne esistono due tipologie, ce n'è una più forte e una meno forte. Tu mi hai detto, mi pare prima 12 grammi, quindi suppongo che sia quella lì forte ma non fortissima. Per 48 ore, non lo so. Io non rischierei. Magari comincerei con un 36 ore prima di arrivare a 48.
Ciao Polly. Is there any English speaking friend? Because this is supposed to be a live for both English and Italian friends. Demetrio, ciao Gigio, con il Ferrari G3 che idratazione mi consigli di usare? Grazie mille, sei numero uno. No, grazie a te. Ferrari G3. Con Ferrari G3 mi ricordo che andavo su 63, 65%, forse. In realtà il punto è, più alzi l'idratazione e più i tempi di cottura aumentano. Allora, un trucco che puoi fare se vuoi provare idratazioni più alte è diminuire la pezzatura della pallina. Quindi lo so che è piccola, però se provi a cuocere una pallina da 180 grammi, magari idratata al 70%, puoi fare delle prove e poi vedere. Io per esempio proverei a fare mi spingerei fino a un 70%, magari oltre no, se non è poi super modificato, che questo è un altro punto da capire. Skyone, ciao Gigio, mi potresti consigliare un borfone elettrico con buoni risultati? Vabbè, un economico, come dicevamo prima, il Ferrari G3, ma è un entry level, altrimenti c'è l'F1 che è il top, oppure qualcosa di mezzo, una cosa che sta nel mezzo può essere il forno il Lillo, che è una specie di forno per il metodo combo, perché cuoce sia su gas che elettricamente, però la temperatura probabilmente non arriva ai 400 gradi, non lo so se c'è qualcuno qui tra voi che l'ha mai usato in precedenza. Ha comprato il biscotto, portato a 459. Oh, wow. Ciao, cosa ne pensi di mettere un cubetto di ghiaccio sulla pizza in fase di cottura nel forno? Beh, dipende che cosa devi fare. Se devi fare una pizza con la Nutella, sì, ha senso, perché così non fai gonfiare il centro, non lo fai biscottare. Quindi ti rimane morbido e poi dopo puoi mettere la Nutella, oppure, che ne so, vuoi fare una pizza cacio e pepe, come ci insegna il buon maestro Callegari, lui la fa così, mette il ghiaccio al centro e poi a cottura ultimata aggiunge il pecorino, che tanta roba, Ciro, ciao Ciro, cosa devo cambiare se mi impasto è sempre umido e azzeccoso? Devo aumentare la farina o diminuire la quantità di acqua? Che mi consigli? Ciro, può dipendere anche dalla lavorazione. Cosa intendi dire per umido e attaccaticcio? Cioè ti si attacca alle mani, non riesci per niente a lavorarlo? Che idratazione hai preferito usare? Hai queste risposte, per favore? Il cornicione rimane crudo. Non lo so. L'F1 comunque c'è chi lo modifica, C'è chi lo modifica. Allora, 2 secondi di pausa per fare un annuncio. Martedì alle ore 19 italiane ci sarà una live, segnatevi la data, una live con un grande amico che conoscete sicuramente, l'amico della pizza fatta in casa, Sergio Mura. Segnatevi la data perché sarà davvero una diretta pum pum pum. Sergio è un grande, è simpaticissimo, lo conoscete, ma cercheremo di conoscere i suoi segreti della pizza, delle cotture. Lui ha il mitico Garatron, insomma, preparatevi qualche domanda perché lui lì che vi risponderà con la sua solita grandissima precisione e attenzione ai dettagli. Ve l'ho detto, ve l'ho detto. Scusami, ho saltato la domanda. Ho comprato il biscotto, non lo so, probabilmente va modificato. Vincenzo Viscusi e Antonio Malati di Pizze, loro hanno la risposta su questo, perché io non ho questo forno, quindi non sono veramente di grande aiuto. Se il panno durante le fasi di riposo non è abbastanza umido, togli idratazione all'impasto? Allora, se è asciutto non è che togli idratazione, in realtà secchi la parte superiore dell'impasto. Non è che togli idratazione.
si secca, ma soltanto la parte superiore, poi dopo diventa scomodo e un po' un casino andare a rimpastare. Poi non è problema perché poi la parte poi si assorbe dentro, ma perché fare questo? Quindi utilizzate un panno umido, leggermente umido, non bagnato, questa è la cosa importante secondo me, non usare un panno proprio bagnato che cola, perché lì combinate un disastro. Ciao Julian, grazie. Ciao Delta N, grazie mille. Annuccia, complimenti per i tuoi consigli, ma ieri purtroppo non mi è riuscita tanto la pizza. Mi dispiace, Annuccia, che cosa è successo? Hi, KJR. Ciao, currently I'm obsessed by Napolitan pizza, thanks to you and your channel, and this obsession pushed me to learn Italian as well. Saluti dalla Polonia. Oh, thank you so much. It's a honor knowing that you are learning from my channel and from my pizza technique. I can try to answer your questions if you have any question. Feel free to add more comments. Thank you so much and welcome to my channel. 72 persone, ma sono... Ah, grazie Cristian per aver ricordato questa cosa. Ragazzi, 72, anzi 102 connessi e soltanto 9 like. Ma qua che sia... Cioè, mi alzo e me ne vado, Mi alzo e me ne vado, forza. Cliccate sul like. E se non siete iscritti ancora al mio canale, per favore iscrivetevi. Qua, ma facciamo un discorso serio. Ma mi sono reso conto che delle persone che guardano i miei video, buon 50% non clicca su iscriviti, e io so qualcuno di voi, non faccio nomi per non mettervi in imbarazzo, che guardano i miei video ma non sono iscritti, mi guardano assiduamente ma non sono iscritti. È importante perché così mi aiutate a far crescere il canale, perché più il canale cresce e chiaramente io più posso anche proporre contenuti, mi posso avvalere di collaborazioni, quindi vi prego iscrivetevi, non vi chiedo soldi, vi chiedo soltanto di iscrivervi. Certo, poi se volete fare una donazione è ben accetta, così posso comprare più attrezzature, e adesso sto mettendo su un progetto, poi ve ne parlerò più in là, o forse vi stupirò con una diretta fantastica. Non anticipo niente, ma è una roba... Allora, ciao, cosa ne pensi del forno? L'ho detto prima, mi piace come forno, non l'ho mai usato e niente, vi consiglio di fare questa domanda ad Antonio di Malati di Pizza e Vincenzo Viscusi, che lo utilizzano tutti i giorni e lo sanno usare anche davvero bene. Loro si trovano benissimo, anche se credo che la fede nell'F1 di Antonio abbia cominciato a vacillare dopo aver utilizzato l'Unicoda 16. Non lo so, però io aspetterei qualche video in cui ci mostra il forno e i forni e il confronto. Non vedo l'ora di vederlo, ma si può fare. Cioè, io sto facendo pubblicità al mio competitor, ma si può fare sta roba qua, sono un pazzo. Comunque, ieri ho provato a fare per la prima volta il metodo combo, impasto, Gabriele, 18,5, buon risultato, ma non si è creata l'alveolatura. Può essere la stesura, devi provare a capire se l'hai stesa come mostro nel video, insomma spostare l'aria dal centro verso l'esterno senza schiacciare troppo il cornicione. Poi ci possono essere 1001 motivi, anche in fase di impastamento, se sei riuscito a fare, mentre facevi le pieghe, a catturare l'aria. Queste sono tutte cose che comunque servono, aiutano alla formazione di questa alveolatura. Anche il lievito magari ce n'era troppo poco, può essere tutto. Impasto 50, 0,50 integrale, idro 80. Devo impastare a lungo per poter incordare, però così facendo so che invece maltratto il glutine. Non è meglio se faccio semplicemente tante pieghe? Può essere sicuramente un'alternativa. Maltrattare dipende, cioè se lo lavori a lungo in realtà riscaldi l'impasto, e questo è il problema, riscaldare l'impasto. Non devi andare oltre i 20 minuti, non devi... soprattutto se utilizzi velocità molto alte che riscaldano. Io per esempio mi trovo benissimo ad impastare a mano, ma veramente faccio prima che con l'impastatrice, pure se devo impastare quantità di un certo livello, perché me ne accorgo, cioè con la mano so quando è che mi devo fermare, so dove sono arrivato. È bello impastare con le macchine, perché chiaramente mettete lì, fate altro, però secondo me non si deve perdere il contatto con l'impasto, con la farina, e sentire con le mani dove si è arrivati e a che punto
è arrivato l'impasto. Quindi vi consiglio sempre l'esperienza dell'impasto a mano. Tante domande. Ok, ciao Joseph. Are you English speaking person or italiano? Joseph. Chef stellato, intendevo 100% di grana, basta farine bianche così mangiare glucosio per un effetto a catena per stimolazione di insulina. A chi lo dici, chef stellato? Questo secondo me è il mio problema, il problema del colesterolo è questo, mangio troppi carboidrati. Ariete Pastamatic, questo nome mi ricorda l'infanzia, il Pastamatic. Luigi Ramondi, Gigio, quali sono le principali cause di rilassamento dei panetti durante la lievitazione? E può essere che magari lo staglio è stato fatto troppo in là, come nei miei video quando dico fatelo magari prima se non volete svegliarvi al mattino presto, è normale che poi li troviate spatasciati, però questo non significa che la qualità, che vada a intaccare sulla qualità poi del prodotto finale una volta in cottura. Chiaramente sono più difficile da maneggiare un impasto fatto così. A meno che non vadano oltre la lievitazione, allora parliamo di un qualcos'altro, quindi avete superato i tempi e quindi a quel punto l'impasto è quasi da buttare. Il lievito meglio scioglierlo nell'acqua o nella farina? Che differenza c'è? E dipende se parliamo di lievito secco o lievito fresco. In realtà io ho provato entrambi i modi e non cambia molto, anche sciogliere, tra virgolette, sbriciolare il lievito fresco nella farina, alla fine i risultati sono praticamente gli stessi. Tendenzialmente c'è la scuola di pensiero che vuole tenere separati il lievito dal sale, anche se su questa cosa in realtà non ci sono proprio evidenze scientifiche che il sale insieme al lievito abbia un impatto così devastante. Però anche qui vorrei fare degli esperimenti in merito, forse qualcosa l'ho fatto e non avevo notato grandi differenze. Ciao Marco, ciao Cogliam, nuvola normale, onestamente non rischierei. Metinod, ciao, bentornato. Una domanda, il calcolo alla pizza in base a che principio di farina spara le dosi? Una domanda, il calcolo alla pizza in base a che tipo di farina ti spara le dosi? Va bene solo Caputo Blu? Ma il calcolo alla pizza tipo della confraternita? Non lo so perché non l'ho fatto io, quindi in realtà non credo che faccia i calcoli in base alla farina, sei tu che devi capire in base alle tempistiche che lui ti dà quale tipo di farina utilizzare, che tipo di forza ti serve. Non credo che faccia questo tipo di calcolo. Non riesco a dire il tuo nome, scusami, non ce la faccio. Però ti chiamo Jay, ok? Non mi dire niente, ci sono cose, posso mangiare anche la pizza con l'ananas, ma non posso dire quella cosa lì del tuo nome, non la posso dire. Quindi Jay, che lavoro fai? Sono manager di una multinazionale, mi occupo di design del prodotto. Prego, Guglielmo. Ah, ok, parli italiano, sei italiano. Ho comprato un Rockbox qualche settimana fa. Grande, come ti trovi? I speak English. So, okay, fine. You like it? Have you tried your Rockbox oven? What's your first impression? Federico, ciao Gigio. Hai mai provato la Kamut? No, non l'ho mai provata perché non la trovo. Non ho avuto mai la possibilità, ragazzi. Le possibilità sono molto limitate. Non trovo tutto quello che trovate voi in Italia. Grazie per i tuoi consigli, Super Matteo. Il primo step nell'impastatrice, farina Caputo Blu Pizzeria. Prima farina, poi acqua a lievito. Ok, verso. Farina o prima acqua. Ragazzi, io per esempio parto dall'acqua e poi sciolgo man mano la farina dentro, perché così non metto sotto sforzo l'impastatrice. Poi se lo faccio a mano ancora meglio, perché riesco a gestirlo molto meglio. Ecco qua, è arrivato qualcuno, è arrivata l'assistente, eccola qua, vedi? Lo sapevo, lo sapevo che mi piombava nella diretta. Lo sapevo. Vabbè, modo di dire, lo sapevo, era per lamentarmi così, giusto per lamentarmi. Vabbè, saluta. Ciao! Ciao, assistente.
Marco conserva, ieri ho fatto un impasto tipo 1,85 tipo 0,240, ma che buono. Oggi siamo da soli? Siamo da soli, oggi non abbiamo ospiti, però avremo ospiti martedì. Per la diretta. Per la diretta, sì. Tipo 1, ragazzi, non avendone a disposizione, non ho fatto test in merito, quindi non ti so dire. So che comunque la tipo 1 è quasi integrale, quindi diciamo va trattata sempre considerando questo fattore, anche se non c'è la crusca visibile. Vince Land, ciao, nel video del pane quando parli di ripetere il procedimento almeno 3 volte, ti ripiega, avvolgerlo come uno gnocco, entrambi i procedimenti. Certo, fare le pieghe, insomma, riappallottolarlo, detto proprio in maniera proprio nuda e cruda. Riguardo al congelamento, il problema che riscontro è che dopo averli scongelati nel contenitore si spalmano, anche se poi la consistenza e la resistenza, la stesura è buona. Si spalmano, si afflosciano in pratica. Ma tu in realtà quando li devi congelare, che non li devi far già ammosciare, insomma, non devono essere piatti, devono essere belli gonfi gli impasti. E quando poi li vai a scongelare, il tempo che tornano a temperatura ambiente, quindi si acclimatano un attimo. Perché mi stai ballando così? Ragazzi, questa renderà. Non trovo la telecamera. Dov'è? La telecamera è lì. Il computer oggi. Oggi uso il computer. Ecco, questo mi sa, proprio sento odore di diretta difficile. Ok. Ci sono 91 persone. 91 persone mi dicono pochi like, ma tu ti rendi conto? Vabbè. Guardate il polipo molliccio. Esatto, il polipo molliccio. Come faccio a non far tirare il disco di impasto quando lo stendo? Se torno indietro ci sono dei problemi a monte. Probabilmente lo staglio l'hai fatto pochissimo tempo prima, o hai utilizzato una farina troppo forte e non l'hai fatta snervare abbastanza, quindi questo può essere il motivo. No, non ti preoccupare, Federico, succede sempre. Ora, guarda, allora vi faccio un po' un excursus dei nomi che mi affibbiano a causa del correttore o di una. Allora, Gigi, mi chiamo Gigio, che non mi chiamo Luigi. Allora, Gigio, però mi chiamano Gigi, Giorgio, Grigio è il più gettonato. Non lo so, Grigio, non lo so, forse per i capelli, non lo so. Non lo so. Grigio. Il grigio. Ciao Grigio. Boh, però non esagerare, va bene che loro non mi conoscono, ma tu non mi puoi chiamare Grigio. Ti chiami Gigio. Ok. Non ti chiami Grigio. Ciao Rosarota, ciao. Ciao. Solo ciao. Ciao. Consigli l'acquisto del biscotto per il G3 Ferrari? No, a meno che non sia un forno super modificato, no. Piuttosto comprate una, come si chiama? Tigella? Sarebbe, sì, mi pare si chiami tigella, sarebbe quella specie di pietra in argilla, scusate, che si utilizza per fare le piadine, non è in argilla, insomma, in terracotta, ecco. Mi sta distraendo e non mi ricordo più le cose. Io? Ciao. Puoi spiegare la differenza tra biscotto e pietra refrattaria? Biscotto e pizza verace, pietra per pane, non importa. Ragazzi, allora, la differenza è che mentre il biscotto ha una, diciamo, va in temperatura più lentamente, ma rilascia anche più lentamente la temperatura, e quindi significa che non brucia sotto. Invece la pietra refrattaria, soprattutto se sottile, va in temperatura prima, ma diciamo che tra virgolette rilascia questo calore anche subito e quindi tende a bruciare. In realtà si può utilizzare tranquillamente la pietra refrattaria se non si raggiungono temperature altissime. Per esempio, se lasciate la temperatura, la pietra refrattaria in un forno tipo l'Unicoda, l'importante è che prima di infornare la pizza abbassiate la fiamma, proprio 30 secondi prima, 40 secondi prima, per far scendere la temperatura, ma tanto il metallo sopra rimarrà bello caldo, e appena poi infornate rialzate subito. Quindi è una questione sostanzialmente di temperatura. Solo una cosa. Posso dire che adesso... Scusate, non capisco che cosa stai dicendo.
Adesso stiamo... Ah, ecco qua, scusate, ho dovuto togliere l'audio perché pensavo che fosse una cosa segreta. No, in realtà si appresta a fare la pasta fatta in casa. Adesso. Stiamo per andare, allora vi devo salutare. Ok, saluto a tutti. Vabbè, non essere triste, non fare manco questa faccia cattivissima. Vabbè, saluto, dai. Ciao, alla prossima. E alla prossima solo per me. Lui c'è ancora. Io ci sono ancora. Sì. Ok, dai, ok. Ciao Alice, a dopo. Per favore, YouTube, non fare niente. No, tanto non stai facendo, non stai cantando quella canzone. I panetti vanno congelati prima o dopo essere lievitati? Ragazzi, io li congelo dopo la lievitazione. Ciao Alice. Ciao, ti vedo. Ti vedo. Dopo la lievitazione. Dai. Come faccio a non far tornare il disco di pasta? In realtà devi aumentare le ore quando fai lo staglio, insomma, non la devi fare un'ora prima, 2 ore prima, e dipende dal tipo di farina che usi. Per esempio, usi la Manitoba? Fammi capire questo, perché il problema, il fatto che torni indietro dipende da questi fattori che ti ho detto prima, quindi perciò ti dico devi risolverlo a monte. Ciao, secondo te, senza sostituire la resistenza per farla cuocere un po' meglio sopra, c'è un sistema artigianale? La tortiera alluminio sì, allora c'è il deflettore che serve a non bruciare il centro e poi dietro alla resistenza si mette sì una sorta di cappa di alluminio, l'ho fatto anche io e in effetti aumenta le prestazioni. Però su tutte una cosa devi fare, devi starare il termostato se vuoi raggiungere quelle temperature. Non vi sto invitando a farlo, però quello è un metodo che ho fatto, però è pericoloso perché comunque A, invalida la garanzia, B, rende il fornetto un po' selvaggio. Cioè, insomma, un fornetto progettato per determinate temperature, che ne raggiunge altre, insomma, gli elementi in plastica possono subire danno. Infatti ve l'ho spiegato una volta, o più di una volta, che una volta mi si è sciolto il piedino davanti e il forno è diventato tipo la torre di Pisa. Allora, la pizza viene buona alla fine, però quando il lavoro è sempre umida, finché non metto 20% di farina in più, delle ricette le tue. E Ciro, che tipo di farina utilizzi? Mi dici la marca per cortesia? Ciao Peppe, benvenuto. Ben sveglio, credo, visto che sei dall'altra parte del mondo. Ciao, il cornicione a noi non viene con i buchi, ma sempre molto pesante. Probabilmente, Giovanni, più che spostare l'aria verso il cornicione, sposti proprio la pasta e quindi lo ammucchi lì e quindi cresce con difficoltà. Cuoce, però rimane appunto pesante, come dici tu. Devi forse migliorare un po' la fase di stesura, credo. Non t'ho visto, quindi suggerisco in maniera molto gentile. Ciao Gigio, grazie per avermi lasciato il commento sulle mie pizze in padella, ti sono piaciute? Ah sì Fabio, come no? Bravo, continua così. Fabio ha questo canale piccolino, sta crescendo, mi pare tu abbia un 400 iscritti, anzi magari vi invito a cliccare sui suoi video e magari iscrivervi al suo canale. Credo che sia un canale molto molto giovane. Continua così. Alle volte il panno umido si attacca alla pizza, perché? E perché magari stai facendo una pizza molto idratata. Succede, ma l'importante è quando poi togliete il panno, stacca poi l'impasto rimasto attaccato lì, ma non è un problema, non intacca nulla. Ciao Gigio, secondo te è possibile fare una verace con farina di semola grano duro? Farai un video a riguardo, al sud Italia è molto utilizzata. Non sono un maestro, ragazzi. Salvo, fare si può fare tutto. Sicuramente viene un prodotto diverso, non è una verace nel vero senso della parola, perché comunque la semola non viene indicata nella disciplinare, ma né storicamente, quindi viene un altro tipo di prodotto, buono sicuramente. Potrei provare ancora un po' di
di semola, perché poi sicuramente la semola assorbe l'acqua in maniera completamente diversa, quindi è necessaria sicuramente un altro tipo di preparazione. Si può provare, si può provare. Grazie per il suggerimento. Adriano, ciao, buona domenica. Travis. No, ragazzi, ma mica che recitare. Ragazzi, allora, come vi ho detto anche in altri video, si perde veramente nella storia l'utilizzo di questo metodo combo. Quindi non è che mi sono inventato, ho inventato la ruota, come dicono qua. Mm, Alla fine della fiera ho semplicemente documentato la cosa, l'ho rifatta, ho aggiunto dei particolari, ma il motivo per cui ho fatto il video era per condividere. Condivisione significa che le persone guardano, magari gli piace, lo rifanno e va bene così. L'importante è far sì che le persone possano rifare a casa una pizza che ricordi quella della pizzeria. La citazione non è una condizione necessaria. L'importante è che le persone lo rifacciano e che lo facciano proprio. Insomma, come diceva Troisi nel postino, la poesia è di chi gli serve, non di chi la scrive. Quindi, se a una persona piace una poesia scritta da... Non mi sto assolutamente... l'italiano ormai è andato via. Non mi considero né un poeta né... il confronto è soltanto così per darvi un'idea. Quindi una persona gli piace una poesia e la utilizza per la sua amata, in quel momento diventa lui il poeta. E quindi ragazzi, il metodo combo è di tutti quanti, non è di una persona in particolare. Ercole, ho provato a fare la tua pizza fatta a mano col 67% di idratazione, ma nonostante abbia seguito le tue indicazioni in pasto finale, mi è uscito un po' umido, gestibile, ma non come il tuo. La garofalo. Io non mi... Vabbè che avevo un'altra esperienza, però la garofalo non mi ero trovato tanto bene. Non lo so, può essere tutto, probabilmente dovevi farlo riposare un altro poco. Quando vedete che comunque attacca troppo, fate fare più riposi, fate qualche piega in più, non fa male. Quando vi dico di fare 3 riposi, in realtà vi do un punto di riferimento, però dovete anche, appunto, toccando l'impasto, capire quando è importante continuare con le pieghe per asciugarlo. Fare un panetto con grammatura di 300 grammi può comportare un eccessivo rilassamento dello stesso. No, non è detto, Gigi, dipende da come lo chiudi, dipende dal tipo di chiusura che fai quando appunto fai le palline. Perché se fai una chiusura blanda, lui chiaramente... Poi dipende anche dalla idratazione. L'idratazione sicuramente diciamo che ha un fattore in questa fase di rilassamento, sicuramente, perché la parte d'acqua, insomma, tiene... ho visto impasti molto idratati, tipo 36 ore, che erano diventati una specie di budino. Cioè, si può fare poco in quel senso. Fare un video su come fare una pizza a canotto. Ok, potrei farlo sicuramente. Poi chiaramente ci sta pure chi già l'ha fatto. Se seguite Vincenzo, lui ha fatto un video bello preciso, però non posso farlo anche io, non c'è problema. Grazie per il suggerimento. Antonio, G3 Ferrari al momento non disponibile su Amazon. Vorrei provare l'Ariete, ma poi per fare un raffronto, tu hai mai usato altri forni equivalenti al Ferrari? No, ragazzi, non ne ho mai usati. Ho usato soltanto il G3 Ferrari. Male, molto male, tra le altre cose. Ciao Jonathan, grazie per avermi aperto il mondo della pizza fatta in casa. Avrei un mare di domande e vedo che a volte risponde alla stessa più volte. Hai mai pensato di aprire un forum? No, ragazzi, non ho pensato di aprire un forum, però se volete
potete entrare nel mio canale Telegram e da lì poi c'è il link alla chat dove trovate centinaia di persone che discutono di pizze tutti i giorni in maniera proprio libera, si scambiano ricette, fotografie, quindi mi trovate su Telegram come Gigio Pizza oppure t.me/Gigio Pizza su Chrome, su Safari, Internet Explorer o su qualunque altro browser. E lì diciamo è l'equivalente del 2020 del forum, ma un forum no. Ce ne sono tantissimi di forum in giro, ragazzi, utili, blasonati. Non andrei ad aggiungere nulla, sinceramente. Se volete un punto di incontro con altre persone, vi consiglio Telegram. Trovi grosse differenze in impasto tra Caputo Rossa e Caputo Pizzeria. E ragazzi, la Caputo Rossa l'ho usata, Caputo Pizzeria blu no, ho usato la Caputo Blu Chef. Quindi non ti so dire, Nicola, mi dispiace. Gabriele, grazie per la risposta. La stesura l'ho fatta col tuo metodo, probabilmente la questione di aria inglobata e lavorazione di lievito secco un po' fuffa come la farina. Grazie mille, a presto. Grazie a te, Gabriele, è un piacere. Hi, Luke, the team. Sorry for being late in reading your message, but I'm slowly going down. Please write down your questions as a comment and I will be very happy to reply. Giuseppe, Sofia. Ciao Marco, perché l'impasto lievita molto poco? Marco, sono io Marco, o rispondevi a un Marco di prima? Perché l'impasto lievita molto poco? Non lo so Giuseppe, magari hai messo poco lievito, non lo so. Bonjour de Québec, love your video. Oh, merci beaucoup. Bonjour dall'Irlande. Je ne sais pas comment s'appelle Irlande en français. Je ne sais. Salut. Antonio Arana, se non erro, l'utilizzo della forza la farina da utilizzare. Antonio, mi sono perso il tuo messaggio. La rete. Andiamo giù. Giuseppe. Ok. Mi hai chiamato Marco, forse stavi sicuramente in una live di un altro, ecco qua, che si chiama Marco, e poi guarda, ti sei qualificato. Ecco, sto scherzando ovviamente. Gigi, una farina tipo 1 quanto è integrale rispetto a una farina 100% integrale? Non lo so. Ragazzi, allora, farina 1 è diversa dall'integrale e in realtà l'integrale c'è la questione delle ceneri, la questione della crusca che fa la differenza. La 1 è sicuramente quanto più vicino all'integrale, ma non è integrale, altrimenti si chiamerebbe integrale, che questa diciamo è come vengono classificate, no? 0, 0, 0, 1, integrale, eccetera, eccetera. Non so se c'è un eccetera, eccetera, a dire la verità. Per cuocere panozzi saltimbocca con impasto 70% di idratazione cosa consigli? Temperatura e posizione forno. Ragazzi, secondo me andrebbero cotti, non dico proprio a bocca di forno, però il più lontano possibile, a lungo. Quindi, diciamo, bisogna considerare che il panuzzo è una via di mezzo tra il pane e la pizza. Il pane si cuoce a fuoco spento, si cuoce con le braci, e quindi bisogna cercare di ricreare la stessa cosa. Ora, se avete un forno a legna è facile da fare. Se avete un forno piccolo come può essere un ardore, un coda, è un po' meno facile. Basta tenere proprio a minimo la fiamma e tenere il panozzo il più vicino possibile all'ingresso, diciamo, alla bocca del forno. Però chiaramente viene diverso perché vengono a mancare quelle condizioni. A meno che non lo facciate in un forno a legna vero, grande, allora ve lo potete giostrare in maniera diversa. Come fanno proprio a Gragnano. Panozze di Gragnano. Julian, Gigio, le differenze tra Caputo Blu e Caputo Rosso, che ne suggerisci? Caputo Blu pizzeria non l'ho usata, Caputo Blu Chef è una farina di media forza e Rossa invece è una farina molto forte. Non farei mai una pizza da 8 ore o da 24 con la rossa, farei una pizza da 8 ore con la Caputo Blu tranquillamente, non da 24, non ce la fa. E mescolerei Caputo Blu e Caputo Rossa nella misura del 70% Caputo Blu Chef e 30% rossa. Questo è proprio un coso. Poi vediamo qua.
Per chi non avesse molto tempo e non volesse aspettare 24-48 ore di lievito, quale formula migliore suggerisci? Lievitazione di 8 ore sicuramente. Che ci fai qualcosa di Natale in testa? No, no, no. Mamma mia, guardate, guardate. Allora, in realtà 8 ore sicuramente è la soluzione migliore nel frattempo. Allora, leggiamo un po'. Ciao Gigio, ci farei un video per vedere l'impasto usando la Kenwood impastatrice planetaria. No ragazzi, io so soltanto la chef, non ne prendo altro, anche perché non è che faccio in realtà recensioni, quindi non ho il budget in realtà per comprare impastatrici o magari un giro d'affari per poi rivenderle. E né ho un rapporto con Kenwood o chiunque altro, cioè non è che le cose che vedete a casa ce l'ho perché ho rapporti con le varie aziende, in realtà me le compro, le provo e infatti ad esempio con i forni mi devo fermare perché non ho più spazio e soprattutto non ne ho troppi e quindi la stessa cosa per le impastatrici. Toccando ferro, spero di non dover fare una prova con una Kenwood perché significherebbe che la Kenwood attuale quindi preferirei di no. Demo. All right. I just tuned in and I don't know what discussion is about. I'm just answering your questions. But I wanted to ask one question. Sure, Demo. What do you do with farina that you use for stretching pizza? Throw it, conserve it for next time. Yes, yes. I keep it for next time. I clean it. I use a strainer. It's a sort of net, okay? Just to clean from cheese or from the other stuff I used when I make pizza. And then I keep it for next time. Otherwise, it would be a waste, a terrible waste. And it's a flour you don't use for cooking purposes, just flour you use for stretching. So, and then, I mix a bit of semolina with 0-0 because semolina here is quite expensive. So I prefer to keep it for next time. And please, English-speaking friends, please share your questions. I will answer. Now, I'm mixing Italian and English, but I don't know if it makes sense answering the questions in Italian, in English as well. I don't know. Let me know if you would prefer something like that. La follia. Ciao Francesco. Farina Caputo Zero in Manitoba è buona. Manu, non l'ho mai usata. La Manitoba va chiaramente maneggiata con cura perché è una farina molto forte. Grande la tigelliera, quindi immagino di essere tanto indietro. 34, sì, ho 20 minuti indietro. Devo sbrigarmi. L'impasto a mano, trovare una perfetta incordatura prima che l'impasto si straccia. Per l'impasto trovare una perfetta incordatura prima di... Sì, esattamente, poi lo capisci, perché quando incominci a fare le pieghe e vedi che comincia a strapparsi, ti fermi, cioè lo vedi. Ciao Eleonora, ciao, salutate Alice, ciao Gigio dalla spiaggia di Alghero, ciao Sergio, salutami tutta la Sardegna di Sergio Mura. Ciao Gigio, puoi consigliarmi un buon forno da comprare a casa per fare la pizza come in pizzeria? Se lo vuoi utilizzare in casa, un F1, non so se esistano altri forni elettrici come quello, non lo so. Giuseppe, ciao, fare un video come fare la pasta fatta in casa tipo tagliatelle, tortellini e ravioli, ci stanno pensando in questo istante mia moglie e mia figlia, non stanno facendo il video, però queste sono cose che faremo, non posso dire altro, non sono proprio video, diciamo che faremo, vabbè lo dico, dai, faremo delle dirette, quindi aspettatevi delle dirette in cui vi faremo vedere proprio come fare determinate cose. Robin, per chi chiede la farina Kamut, essendo molto forte, io uso per rafforzare la farina normale con buoni risultati. Grazie Robin per il contributo. Ciao Gigio, scusami, adesso la temperatura a casa è 24 gradi, come devo regolarmi con la lievitazione? Ecco, questa è una cosa importante. Chiaramente devi andare a ridurre il lievito. 24 gradi, siamo là tra 23 e 24, passa un grado, chiaramente è un impasto che sarà pronto qualche minuto prima.
però non appena superate questa temperatura, io vi consiglio vivamente di passare al frigorifero, perché poi impastare con 30 gradi non serve a nessuno, fate tanta fatica e poi rischiate di far andare l'impasto oltre, che chiaramente con quelle temperature non va bene. Tony Berry, che farina ci consigli di usare? 000 cosa cambia? E cambia, diciamo, il tipo di farina, tra virgolette, la macinatura della farina, la parte di crusca, eccetera, eccetera. Quindi come viene raffinata la farina sostanzialmente. Ragazzi, dipende sempre da quello che volete ottenere. Se volete una farina tra 0 e 00, cosa cambia? In termini di sapore, secondo me cambia poco, però magari sono io che non sento questa differenza. Chi di voi ha esperienze in merito che lo vuole condividere? Dopo la congelazione dei panetti, entro quanto tempo circa vanno mangiati? Non lo so, ragazzi, non sono mai andato oltre le 2 settimane. Non lo so poi questo che cosa significa in termini di cristallizzazione, non ho la più pallida idea, non ve lo so dire dal punto di vista scientifico. Infine, sapresti dirmi quanto tempo ci vuole prima di passare alla stesura dei panetti? Una volta tolti dal freezer, devi farli stemperare. Devono anche freddi, non freddissimi, congelati, ma appena al tatto sono morbidi, insomma, li puoi già stendere. Ciao Alessio. La Manitoba per la napoletani, quante ore di maturazione? Mamma mia, Manitoba, ragazzi, è fortissima. Manitoba, io ci ho fatto pure 100 ore di maturazione, perché è davvero forte. Io non la farei mai tutta Manitoba. Manitoba la aggiungerei a una farina di media forza o una farina debole, quindi mettere più Manitoba, ma da sola non la userei mai. Ciao Gigi, farebbe molto piacere se facessi un video per la pizza con Pulish e Biga. Adoro i tuoi video, li sto guardando piano piano tutti. Grazie Giuseppe, guarda, è nella mia lista. Non è il prossimo sarà un dolce. Probabilmente potrebbe essere tra 2 video oppure tra 4 video. Che adesso sto alternando un dolce ad una pizza, dolce e pizza, dolce e pizza. Così anche mia moglie fa dei video. In realtà so io che la sto spingendo, lei non li vuole fare. Quando metto i panetti a lievitare sia in frigo che fuori li trovo sempre molto larghi ma bassissimi. Il risultato finale è anche buono, ma non capisco. È come li stringi. Come li stringi dipende quanto tempo prima li hai messi, diciamo, hai fatto lo staglio, l'ho spiegato anche prima. Devo correre, ragazzi, perché sono in arretrato di circa un quarto d'ora sui vostri messaggi, quindi scusate se adesso accelero, però le domande alle quali ho già risposto prima le arronzo un po', perché potete poi riascoltare, se vi vedete il video fin dall'inizio, potete rivedere le mie risposte. Buongiorno Gigio, ma tu da quale parte d'Italia sei? Adesso vivi in Irlanda, giusto? Cannavaro 578, quel cognome. Sono di Napoli, e vivo in Irlanda, sì, giustissimo. Ciao Gigio, mi hanno venduto per farina da pizza una farina 00 classica 5 stagioni, mi sono accorto che è un W200. Sì, è utilizzabile. Io la utilizzo le 5 stagioni, non è male. È ottima per un 8 ore, per un 16 ore pure va benissimo. Se vuoi andare oltre, no. Devi andare ad aggiungere un po' di farina più forte, che può essere la Caputo Rossa o che può essere una Manitoba. Chiaramente devi vedere anche la percentuale di proteine dell'altra farina che vai ad aggiungere, se non sai la forza. Chiaramente qua sai la forza e questo è un vantaggio. Allora, vediamo. Salto chi vuole trollare, chiaramente. Questo Carlo Zucco fa l'onoretta su nei Q. Ciao Gigi, una volta che tolgo le pannelle dal contenitore dopo la lievitazione in frigo e 5 ore fuori dal frigo, faccio fatica a mantenere le pannelle integre. Integre che cosa significa? Che si schiacciano quando le prendi? Jamie Alvarez Campana. How much fresh cheese do you use if it's frozen? No, because actually, when you decide to freeze some pizza dough balls, you have to ensure the ball rises as usual,
and then you're gonna freeze the balls after they raised up. That's the thing. Up maybe doesn't make sense. They raised. So there's no relation, because actually when you freeze something, yeast goes to sleep, so it stops working, and so you paused its life. I hope this makes sense. Giuseppe Sacco, farei un video con il cornicione ripieno. Ve lo posso far vedere una diretta, non so se valga la pena fare un video con il cornicione ripieno, a meno che non ne parli con un amico pizzaiolo che ha un po' di pizzeria a Napoli, e lui fa una pizza col cornicione ripieno che è uno spettacolo. Magari ce la facciamo vedere da lui come si fa, ce la facciamo mostrare. I just replied your question in English-ish. Ciao Gigio, conosci qualche sito che rivende pietre biscotto style, sapoti in Inghilterra o in Irlanda? Siamo a Londra e non riusciamo a trovarne. Alessandro, credo che se... guarda, so che Saputo fa spedizioni in tutto il mondo e hanno ripreso a lavorare tranquillamente. Prova a contattarli non su Facebook, perché un po' old style come comunicazione. Prova a chiamarli, perché tanto il numero c'è lì, e fatelo dire, sono molto cordiali e ti rispondono, e sono persone chiaramente di parola, se ti dicono una cosa è quella. Prova a contattarli, fanno sicuramente la spedizione. Prego Nicola. Dai, sto recuperando piano piano, 10 minuti in ritardo con le vostre domande. La posta generale chiede dosaggi 10 kg di farina Capodorossa e che posso fare nello stesso giorno. Mufida, Caputo Rossa e nello stesso giorno non vanno d'accordo, perché la Caputo Rossa è una farina molto forte, e quindi se vuoi fare una pizza di 8 ore, vuoi farla lievitare, maturare 8 ore, rischi di fare una pizza che può creare problemi di digestione a persone che hanno problemi appunto a digerire il glutine, o che comunque non hanno problemi col glutine, ma che hanno una digestione abbastanza lenta. Quindi sconsiglio. Poi magari ecco, faccio immagino, credo, Mufida, magari scrivi non so se scrivi dall'Italia o dal Nord Africa, allora lì magari può avere senso avere una farina più forte, però una lievitazione veloce o mediamente veloce di 8 ore con la Caputo Rossa no, non lo sconsiglio. In ogni caso puoi cercare i miei video quando faccio le ricette per 1 chilo e moltiplichi tutto per 10, però non mi sento di darti adesso un'indicazione, perché appunto non so il caldo che fa lì dove impasti, non so nello stesso giorno, non so che cosa intendi, 8 ore, 12, ma in ogni caso la Caputo Rossa è no, per impasti così, tra virgolette, veloci. Spero di essere stato chiaro. Ciao Alessio, saluti a Bristol, il posto in cui è nato il sound più bello del mondo. Stefania, grazie infinite per l'indicazione sia per il lievito madre in 4 giorni che sto usando con successo. Forno a legna, quindi il risultato è perfetto, sia per il pane che per la pizza. Ti volevo chiedere, avendo un mulino casalingo, potrei fare della pizza con farina di riso o di legumi? La farina di riso è una farina che si utilizza perché è gluten free sostanzialmente, quindi sì, non vorrei dire sciocchezze, che forse dovrebbe essere gluten free, perché quella che vendono al supermercato è di riso, legumi, puoi fare, non ti so dire le quantità, però credo che tu possa utilizzare le stesse quantità che ti danno quando devi fare impasti senza glutine, però non mi ci sono mai cimentato, quindi ti direi una sciocchezza. Quindi preferisco evitare di dire una sciocchezza, però è interessante, fammi sapere come va a finire. Buongiorno Gabrix.
Giaci, ciao Gigio, dato che il Rockbox è uscito da qualche anno, ormai ritieni su superato, ce ne sono di migliori, sempre su questo prezzo, in grado di coniugare gas e legna, ancora una valida scelta. Allora, il Rockbox con la legna per me è un no, perché a meno di non utilizzare una legna proprio ad alta prestazione è una perdita di tempo, perché dovete avere il fuochista, insomma, quello che sta dietro a mettere la legna, perché il contenitore della legna è piccolo, è così. Quindi nel frattempo che brucia è andata, dovete mettere legna, quindi o badate alla pizza o badate al legno e non riuscite ad ottenere temperature molto alte. Ho visto, ho parlato con tante persone che ce l'hanno e non... Gas. E a quel punto non è che sia superato, però con un Unicode che non si trova più, un modello vecchio a 250 euro, le prestazioni sono praticamente le stesse. Poi se lo volete utilizzare in ambito commerciale e avete un'ape car, volete fare le pizze, allora magari un Rockbox proprio a livello strutturale è più affidabile di un Unicoda. Ma a parte questo, diciamo che non ci sono sostanziali differenze a livello di pizza finale, ecco. Andrea, ciao Gigi, hai mai utilizzato la farina al caputo blu nuvola? No, non l'ho mai utilizzata, ragazzi. Non dovrebbe partire l'appello, signor Caputo, ci spedisca la farina in Irlanda, anche in Italia dove non arriva, la vogliamo comprare anche noi perché non si trova. Quindi, secondo te la farina migliore per la pizza dalla 00 all'integrale? 00. 00. Ho dimenticato di specificare il forno elettrico di noi comuni mortali per cuocere il panozzo. Ma in realtà per il panozzo non devi avere la grata sotto alla griglia, assolutamente no, perché sennò fai la pizza e bruci. Devi tenerlo più in basso, a metà, come se facessi il pane, né più né meno, e a quel punto anche la temperatura va benissimo, è come quella della cottura del pane. E le tempistiche a questo punto saranno più o meno quelle del pane. Dipende, perché ovviamente se fate una pezzatura di mettete dentro nel forno una quantità di, che ne so, l'equivalente di un chilo di impasto, chiaramente ci vorrà, che ne so, 20 minuti. Se mettete mezzo chilo ci vorrà meno tempo. Questa è la differenza. Che ne pensi della farina Petra? Non l'ho mai utilizzata, però se ne parla, se ne dice un gran bene, quindi meglio uni o ardore? Ragazzi, come prestazione l'ardore, perché è più grande, poi non lo so, magari l'unico da 16 mi farà ricredere, però per ora vince l'ardore. Potresti spiegarci come calcolare il W di un impasto? No, ragazzi, il W di un impasto in realtà è un'informazione data dai produttori. Credo che siano informazioni calcolate in laboratorio, non è che esiste una roba scientifica. Riesce a fornirci una tabella con i tempi di lievitazione e maturazione per diversi W, grazie per la tua disponibilità. Grazie Andrea, ci faccio un pensiero, in realtà questa è parte del mio corso su Udemy. Ti direi di provare il corso di Udemy, ma in realtà in inglese. Matt, la mia Kenwood 283, quella è morta. Rest in peace. Dopo 9 anni di duro lavoro, la mia impastatrice è passata a miglior vita. Per questo che ho preso la chef, che quella lì non ce l'ha fatta, si è bruciata. Grazie Peppe, grazie. Ci sono quasi, no, in realtà sto perdendo. Potresti fare un video in cui ci vedere tutti gli errori possibili da non fare nel percorso che porta alla formazione della pizza. Antonio, c'è già un video del genere, se lo cerchi, 12 errori. È un po' un video anche per giocare, comunque anche il tono è abbastanza giocoso. Potrei farne uno un poco più serio, sicuramente. Grazie per il suggerimento. Con il lievito che hai fatto vedere con il 4 giorni le pagnotti diventano troppo glassati. Faccio la lievitazione prometto che le faccio con farina. Scusami Angela, mi sono perso con la domanda. Quanto lievito metti su un chilo di farina?
Ragazzi, dipende, non è il chilo di farina la questione è quanta maturazione, il tempo e temperatura. Non calcolo in realtà il lievito sul chilo, lo calcolo in base alle tempistiche e in base alle temperature. Non consiglio di congelare, perde troppa forza. Gigio, li posso fare pagnotti dopo le ore del frigo? Se è così, devo aspettare qualche ora perché essendo nel frigo sono fredde. Devi lasciarle stemperare, Angela. Da quanti grammi è un panetto della pizza tuo? Puoi salutarmi. Ciao Tom. Allora, un panetto, i miei panetti sono sempre, quelli che faccio a casa per la mia famiglia, 260 grammi, che è un buon compromesso, insomma, non ti mangi un mattone e allo stesso tempo cuoce in un tempo giusto. Quindi io preferisco questo tipo di pezzatura, 260 grammi. Farina 11,8 di proteine. Francesco e Luis, ciao grande, quando ritorni in Italia? Ma in vacanza non lo so, dipende da quello che succede con i viaggi, la pandemia e tutto il resto appresso. Ritornare in Italia nel senso di venire a vivere, non ce l'ho in programma questa cosa, non è proprio nei miei piani. Ho seguito i consigli per un impasto a mano e mi sono trovato benissimo, grazie Raffaele, grazie per la tua testimonianza. Adriano, ciao Gigio, mi dici 8-16 ore, intendi tutte fuori dal frigo? 8 ore fuori dal frigo, per forza, sì, 16 ore pure. Perché o lo fai stare davvero tanto in frigorifero per farlo maturare, altrimenti quando rimaniamo nell'arco delle 8 e delle 16 ore, intendo sempre fuori dal frigo. Provare l'impasto 100% di idratazione e forno a legna, dici che riesco? Cerca poi di capire che tipo di farina utilizzi, se è una farina buona per i 100% di idratazione, altrimenti disastro. Oh, Kerimalp Karan. Hi Gigio, how long can you store pizza dough without freezing it? Thanks. Hi and welcome to my channel. You can keep it in the fridge as much as you can if you use the right flour. Let me rephrase it. So if you used a strong flour, such as Caputo Rossa, red Caputo, you can keep your dough even a week. Of course, once you're gonna cook your dough, you're gonna taste the sour. So to reply your question, you can keep it for a couple of days if you have used the blend I suggest, which is 70% medium strong flour and 30% very strong flour. That's the thing. Otherwise, the pizza dough will start to be unmanageable from the stretchability point of view. So you're gonna make holes. That's why. Which pizza topping do you like the most? Juliesia Life. I really like margherita pizza. So tomato, mozzarella, and basil, and just a pinch of grated cheese, such as pecorino. Then I really like salsiccia e friarielli, which is actually sausage, Neapolitan sausage, and the name, it's like broccoli. It's not real broccoli. It's part of the broccoli. I don't know if you're familiar with this friarielli. I can't remember the name in English. It's I can't really remember. What's the name? Friarielli in inglese. Rapini, actually. Rapini. Yeah. I answered your question? Sono ancora in diretta, sì, ragazzi. Ciao Gigi, una volta che provo a fare i tuoi impasti dopo la maturazione mi trovo i panetti che sono praticamente quadrati, che si attaccano. Consigli? No, ragazzi, perché nel momento in cui, specialmente con idratazioni molto grandi, questo è più o meno normale, quindi devi semplicemente tagliarlo e poi quando lo vai a prendere rifai la forma tonda. Yes, I have this in my roadmap
having more stream in English. But you know what? I need to announce the stream in English, and just to prevent annoying my Italian followers, because once they start seeing me, speaking in English, they're gonna complain just because they don't get. I also have followers who speak English. That's a very good suggestion. I will do it. Alessandro Broccia, mio guru della pizza, il guru. Piuttosto mi mandano a fanguru. Dove posso comprare una maglia? Non lo so, ragazzi, non so se c'è su Amazon. Chiedete a Antonio di Malati di Pizza, lui ne ha un paio. Magari me ne vende una. Non dall'Italia. Grazie, prego. Farina di semola. Me l'hanno chiesta, ragazzi, e allora siete già in due. Ne farò una. Attento alla ricetta, impasto 67, pari di percentuali errate, 35 non 30 di rosso, rettifica. Ok. Ma dove? Nella ricetta dico questo? Che non mi ricordo, ragazzi, ne ho fatte diverse a 67, perché man mano che sono andato avanti nel tempo ho migliorato in base diciamo, a quelle che erano i miei obiettivi, le varie percentuali. Fornetto uni a legna, non lo so, non l'ho usato, l'Unicara, credo si chiami, non lo conosco. Niente, sono sempre indietro di 11 minuti. Simple Kitchen Pizza, ciao e bentornato sul mio canale. Tu sei pure nel canale Telegram, giusto? Non ho provato la Caputo Nuvola, io l'ho trovata un flop pubblicitario molto costosa e non come le aspettative. Aspetto la tua ricetta con Biga e ragazzi, presto, l'ho detto, probabilmente entro un mese la faccio. Lo so che sembra tanto, ma in realtà tutte le robe programmate. Ciao, ho fatto un impasto alla pizza maturazione in frigo 18 ore, ma ho calcolato male i tempi e sono usciti i panetti a 15 ore. Cosa può cambiare? Nel senso che dopo 15 ore erano già pronti. E niente, alla fine della fiera hai mangiato una pizza prima. 3 ore, insomma, il gusto non te lo cambia. Anche dal punto di vista della digeribilità, sinceramente dubito che cambi qualcosa. Ciao Gigi, in Irlanda dove compri le farine? Sono in Belgio, cerco un buon sito se compri online. Guarda, al supermercato trovo delle discrete farine locali e poi da rivenditori italiani, da grossisti, ho comprato un paio di sacchi di polselli rossi e polselli blu. Hai mai lavorato in una pizzeria? No, Luigi, non ho mai lavorato in una pizzeria, proprio tipo che lavoravo lì, però ho aiutato amici che avevano pizzerie, ho aiutato una pizzeria qui a Dublino, poi durante il mio corso comunque ho fatto il corso con pizzaioli e per 6 mesi comunque lì a scuola avevamo il forno a legna e tutta la catena, tutto il tavolo di lavoro, insomma è stata una sorta di simulazione, però non ho mai lavorato proprio in pizzeria, proprio essere pagato per lavorare in pizzeria, no. Lo stesso impasto alla pizza che fa con la forchetta si può fare in planetaria? Certo, in planetaria sì, il bimbi ragazzi c'ha le lame e taglia l'impasto, quindi fare un po' attenzione. Per una pizza veloce va bene, ma se volete fare una pizza un po' più a lunga maturazione vi conviene fare impastare tutto insieme e poi finalizzarlo a mano. Corri Gigio, 12 minuti di ritardo sui messaggi. Alessandro Boccia, quando faccio la pizza seguo le dosi e il tuo fantastico metodo combo. Il cornicione sembra esca un po' gommoso. Dove potrebbe essere l'errore? Non lo so, non so che farina tu stia utilizzando. Non lo so, non so quando stendi quanto ne metti di impasto nel cornicione, anche questo può avere un peso. Ragazzi, come siamo messi con i like? Forza, iscrivetevi anche al canale, perché lo so che molti di voi mi guardano soltanto ma non cliccano su iscriviti e né cliccano su tutte le notifiche. Poi come fate quando escono i miei video? Vi perdete le live, vi perdete i video? Forza, solo il 50% di voi che guarda i miei video è iscritto al canale. Che dobbiamo fare? Dai, e poi per un like, porca miseria. Ciao Gigio, il tuo metodo combo, cosa pensi? Metodo combo. Allora, se il Fernetto non è modificato, la differenza è sinceramente minima, davvero minima. Luca,
Pasquale, Wasi Fer. Ciao Dalila Laclai. Gigio, tutte le Caputo sono su Amazon UK. Ma non me le spediscono in Irlanda, ragazzi, perché quando vedete che sono su Amazon UK, in realtà non spediscono tutto in Irlanda. Infatti, mo stanno aprendo un deposito qui, anche in previsione della Brexit, ma purtroppo tante cose non le spediscono qua, non lo so perché. Infatti non abbiamo a disposizione tutto. Talvolta mi faccio spedire le cose da Amazon italiano, che me lo spedisci, ma da UK no. Robe strane. Hello, how are you, Dalila Laclai? Qual è l'elemento più importante, mi dice Bahamut Bahamut the 13th. Qual è l'elemento più importante per fare la pizza a casa? Farina, impastatrice, forno o altro? Li hai elencati tutti: farina, impastatrice, il tempo che dedichi, il tempo di maturazione, tutto ha un peso, tutto va fatto secondo i canoni. Un impasto alla francopepe, come dosi il lievito madre e quello normale? Un impasto alla francopepe. Cosa intendi dire? Come resa finale? Devo fare sempre la pubblicità ai miei competitors. Ma porca miseria, ma Antonio ha fatto un video in cui lui cercava di rifare la pizza di francopepe e mi pare che lì abbia fatto un po' di ingegneria inversa, sia riuscito a trovare quelli che erano forse diciamo i segreti di francopepe. Lo trovate lì, insomma. Io l'ho assaggiato una volta ed è stato più di un anno fa, quindi per me sarebbe difficile riproporlo solo così a sentimento. Quindi lievito madre, quello normale. Ragazzi, ho trovato che a parità di tempistiche dovete pesare 100 volte l'equivalente del lievito fresco. Ok, però chiaramente se volete fare un impasto in frigorifero, cioè per il frigorifero, non lo usate lievito madre, perché 100 volte è tanto. Cioè, se per dire per un impasto da frigorifero dovete usare, ne so, 3 grammi, significa 300 grammi di lievito madre, ma anche no. Per quantità minuscole, tipo 0,1 grammo di lievito fresco, allora ci metto 10 grammi di lievito madre, va benissimo. Però quando per esempio vedete, per esempio c'è lo chef Barbato, che è proprio un esempio, faceva vedere faceva delle pizze, delle focaccette mi pare, con lievito madre, ne ha usato molto meno, però lui è stato chiaro in questo, o lo ha detto, mi ricordo, forse ne ha usato di meno, dicendo però in questo caso la lievitazione prenderà più tempo. Questo è il punto, quindi se volete tenere le stesse tempistiche, il rapporto è quello, non si scappa 1:100. Manitoba, 5 panetti, 5 pizze. Ok, allora andiamo avanti. 23 e qua, madò. Mi sono soffermato troppo e ho perso di nuovo tutte le domande. Consigli di fare una verace farina 1, tagliarla con 00, in che percentuale? Guarda, trovi in molti miei video trovi questa no, in realtà c'è un video verace intendi dire tipo quella dell'associazione Pizza Verace Napoletana. Là, insomma, utilizzi anche una farina di media forza, non devi tagliare niente. Which pizza topping do you like the most? I already answered. I know you are watching me with a gap, actually. So, margherita o salsicce e friarielli, so rapini and sausage. Gigio, se il lievito congelato come posso usarlo? Ma basta scongelare, devo fare qualcos'altro? Un abbraccio. Sì, lo devi scongelare. È come al solito, ma perché mi fate queste domande che poi devo dire? Vedete che è uscito il video di Antonio, andatevela a vedere, che parla proprio del lievito congelato. Sembra una succursale di Antonio così. Finitela. La preparazione di impasto alla sera per cuocere alla sera dopo, come consigli gestire i tempi di lievitazione e maturazione? Leggi commento successivo. In genere lasciò la notte a maturare e poi la mattina lascio fare lievitare, va bene o ci sono procedimenti migliori? Lorenzo, trovi un sacco di video miei in cui spiego questa cosa, adesso non riesco a
sintetizzare, anche perché sto cercando di recuperare i messaggi che mi hanno scritto tutti. Però riferisciti ai miei video, ci sono comunque, se non i miei, ce ne sono tantissimi che spiegano bene la maturazione magari di 24 ore a temperatura ambiente. Sono Vincenzo, ho provato la capotonuvola, ok, ho risposto prima. Stavo pensando di usare farina integrale alla tua ricetta dei cornetti, che percentuale consigli? Peppi, io comincerei con un 20%, sinceramente non andrei ad aggiungere di più come esperimento, perché non so se valga la pena farli veramente tutti integrali, non lo so, e non so neanche la resa, dovrei chiedere a mia moglie in realtà, quindi adesso sto fingendo di sapere tantissimo, ma in realtà non so. Ecco qua, all'alberello di Natale è tornata mia figlia. Scusa, una seconda domanda, sono passati 8 giorni dal rinfresco il lievito madre, sempre 4 è possibile che si sia rovinato in frigo? No, però rinfrescalo al più presto possibile. Adesso ancora domande? Tantissime, Alice, sono in ritardissimo. Vedi, questa l'abbiamo fatta un quarto, adesso siamo a 25, 11 minuti di ritardo. Cosa succede se usi una farina con meno proteine di quella consigliata? Allora, premettendo che le proteine da sole non ti danno realmente il valore della forza, ma sono un punto di riferimento che abbiamo quando non c'è il W, sicuramente meno... 00 quando ha meno proteine e fai una lievitazione più lunga, rischi poi che la maglia glutinica si strappi, questo è proprio in soldoni. Quando stendi i pannelli pre-infornatura noto che sono molto rilassati e umidi. Dove sbaglio? Non sbagli necessariamente niente, e probabilmente hai fatto lo staglio troppo tempo prima. Prova a farlo un 4-5 ore prima. Sì, 1 ora e 25 di live. Di domande però. Come farine vanno bene la Manitoba americana 13 e la Spada Oro? Sì, vanno bene Lorenzo, vanno benissimo. Prova sempre 70-30 o ad alzare un pochino di più, visto che dice che l'altro ha 11.8, quindi prova a fare, che ne so, per esempio un 65 e 35. Living outside of Italy, it's not easy to find good flour for pizza. How do you do? Well, I'm pretty lucky because I can find some good flour in a supermarket. My daughter is laughing because of my English. No, it's just a laugh on me. Sto facendo le foto. Sta facendo le foto. Ok. And then fortunately I found some shops, Italian shops, and they deliver good flours. That's the thing. Where are you from? Ho visto che parla della Polselli, la consigli rosso o blu? La rossa però non è necessariamente, non è molto forte per una 24, meglio fare un po' di autolisi per renderla più forte. Ho sempre fatto un flop, a mano idratato. È vero, è un pochettino... Cos'è? Non è facilissima da gestire, ma si può gestire. Ho già risposto prima, non la conosco, mi dispiace Luigi. Non l'ho provata ancora. No, multicereali non l'ho ancora provata. Che vuol dire? Non lo so. Ciao Gigio, usi qualche regola la temperatura dell'acqua? Grazie. Sì, cerco di prenderla dal rubinetto, quindi fresca. Non deve superare 25 gradi, assolutamente no. Anzi, deve essere al di sotto, perché magari se la farina ha già la temperatura ambiente, diciamo, è stata a temperatura ambiente, cioè i suoi 25 gradi, poi insomma fate peggio, quindi vi conviene sempre tenerla molto, molto fresca. 19 gradi, 20 gradi, ma non di più. Allora un coniglio. Quella? Ho risposto, ok. Quali sono le modifiche possibili legali per il Ferrari o simili? Ragazzi, non lo so, legali, non credo che siano illegali. In realtà nel momento in cui apportate delle modifiche di qualunque tipo andate a invalidare la garanzia. Comunque trovate 1 milione di risorse in giro sulla confraternita della pizza, che non è che ha bisogno della mia pubblicità, trovate una quintalata di consigli, non c'è problema. Lì hanno fatto qualunque tipo di esperimento, davvero. Chiala Camper, ciao Gigio, facciamo pizza anche in camper. Fino ad ora abbiamo utilizzato la funzione Crisp The Whirlpool. Alternative che ti vengono in mente?
Non ho idea, perché non so che forno tu abbia a disposizione. Per esempio, dicevo prima che Se c'è ora questo... ce lo puoi dire. Qualcuno conosce, altrimenti per esempio in camper che potete utilizzare, se avete anche il gas nel camper, c'è il Lillo, che è quel forno che si mette sul gas e si mette in corrente e quindi fa una specie di metodo combo nel forno, è carino, non raggiunge temperature altissimissime, però è buono. Cioè, insomma, per una situazione del genere va Ciao. benissimo. Quando vado a schiacciare il panetto per fare la pizza è un po' troppo elastico e non riesco ad allargare perché l'impasto torna indietro. Cosa sbaglio? E vi dicevo, magari tra lo staglio e la stesura della pizza è passato troppo poco tempo. Hai utilizzato una farina troppo forte e continua vai. 8 minuti, dai, sto recuperando. Prossimo video Nicoda, mega confronto, ardore Rockbox. Sì, dovrei farlo. In realtà sono video che devo girare in più giorni perché non potendo utilizzarli tutti insieme. Non ho mai visto uno dei tuoi video con la Nicoda. Ce ne sono 3. Poi MJ, how are you? What a pleasure to see you here. I hope you feel good. I don't know if you're still there. I see maybe there's a video you just published today. I hope it's all good. We work together. Ciao Gigio, perché certe volte l'impasto durante la lievitazione diventa troppo lento? Cosa significa Cosa diventa vuol troppo dire? lento? È troppo lento o è troppo rock? Non la conosci, non eri ancora nata. Mi sento tipo Ritorno al futuro. Quando Martin dice in questa cosa voi non la capite, ma ai vostri figli piacerà molto. 100. Più cannello, risultato straordinario, riesco a una veloce. Ragazzi, non lo so, perché non uso la capuccia, la nuvola non l'ho mai usata. Cos'è una farina? Consiglio acquisto biscotto per Unicoda. No, ragazzi, lasciate stare il biscotto per Unicoda. Perché per andare in temperatura ci vuole troppo tempo. Utilizzate la pietra, quella in dotazione, lasciate stare il biscotto. Una domanda. Qual è il forno migliore? L'Unicoda, l'ardore o il coso Rockbox? Il coso. Ho già risposto prima, secondo me l'ardore per le dimensioni sicuramente. Però adesso è uscito l'Unicoda 16, magari è più grande, quando farai un impasto alla pizza a metro, appena libero, giù, c'ho 1 milione di bottiglie di vetro che devo riciclare. Non ho la macchina e devo portare queste bottiglie Una pizza via. da metro? La pizza a metro, sarebbe una pizza lunga. E abbiamo anche la pala noi, perché devo usare il forno grande giù, il passione. Quello lì, allora qual è migliore? Quello lì che è giù? Il passione è chiaramente un forno vero e proprio, ci possiamo fare 4 pizze dentro, soltanto che sta giù, è un po' scomodo. Hai provato la pietra? No, non l'ho provata. Allora, non questo perché il microfono. No, figurati, non è un problema. Mi sentono col microfono? Sì, dai. Quando un video pizza ecco, questo è uno dei prossimi video che farò. La pizza in teglia? Sì. Secondo te qual è più buona, pizza in teglia o pizza? Mi piace di più la pizza a piatto, pizza napoletana. Cornicione voto, che tipo di farina consigli? Ragazzi, non dipende dalla farina, dipende da come le stende. Bravissima, vedi? Tipo se vuoi fare un cornicione grande devi lasciare dello spazio in più, se ne vuoi uno piccolo devi tipo non devi lasciare troppo spazio. Lei è la mia consulente personale. Io l'ho fatta la pizza prima d'ora, mi sa che dobbiamo fare un video dove la faccio io e tu insieme. Tu mi insegni a fare la pizza? No! Ah no, ok. No, dove facciamo la pizza? Luigi, ci vuole un'ora soltanto per spiegarti questo. Magari ne parliamo alla prossima live. Un'ora? Ragazzi, per le domande più tecniche e personalizzate entrate nel canale Telegram di Gigi, sicuramente avrà giusta risposta. Grazie Peppe, grazie mille per il supporto. Ciao Fabio, spero 29. Sì, sto recuperando. Vai. Thanks. Oh, look. Thanks for inspiring me to create my own pizza channel. Oh, it's a pleasure. I want to visit your channel, Luke Clark. Okay, I'm going to make a screenshot. So niente copyright, per favore. all right. Okay.
So I'm going to visit your channel and I'm going to subscribe. It's a pleasure. Thank you, Luke. Sky One, ciao Gigio, mi consigli un buon forno per favore? Sarei a casa budget da 30 euro. Vuoi un forno con 30 euro? Non lo so, accendino. No, fai una cosa. Se intendevi 30 euro, puoi comprarti il cannello. Se intendevi 300 euro, non so, l'unicoda. Elliot Lovotti. Ciao Elliot. Ci siamo quasi, Alice, abbiamo quasi recuperato. Siamo 6 minuti indietro. Ciao Gigio, come al solito ti facciamo saluti di mia moglie, complimenti per le tue ricette. Grazie mille Francesco Scalea, grazie mille a te e a tua moglie. Grazie a te ho conosciuto i forni a gas, non faccio pubblicità gratuita, lo sono costruito e adesso faccio le pizze spettacolari. Grazie, magari se sei su Instagram taggami sulle foto che te le ripubblico volentieri. Sono anche buone però. Mm-hmm. Ok. Sì, Luigi, devi mettere il coperchio. Sì, abbiamo il gas, è l'unico forno, è quello crisp microonde della Whirlpool. Grazie per la risposta. Quando sarà il prossimo live che farai? Martedì. È possibile riuscire a fare un buon impasto con farine deboli? È possibile, magari Solo farine deboli? Vabbè, con l'autolisi ci riesci, oppure puoi fare un impasto da 8 ore, per esempio. Poi chiaramente bisogna capire per deboli che cosa intendi. Perché di solito tu fai così, farina debole, farina forte. L'impasto diventa lento nel senso che si dilata e non lievita bene, ma in cottura funziona oppure hai problemi anche in cottura? Per attivare il lievito secco c'è bisogno di acqua tiepida oppure utilizzare la stessa acqua che mi servirà all'impasto? No, conviene avere l'acqua leggermente tiepida, tiepidini. Esatto, sì, molto meglio. Saluta l'assistente, vedi, ti ha salutato. Ciao! Questo era un po' di tempo fa. Marca Novella, no, ragazzi, non ho mai usato anche la 5 Stelle rossa, che mi sembra una roba... Un gatto che suona il flauto. Sì. La dimensione ottimale per la pizza classica. Dipende, per esempio, Michelella fa ruota di carro, quindi esce fuori dal piatto che è già grande. Altrimenti, io come punto di riferimento vi dico sempre: prendete un piatto dell'Ikea, 3 dita fuori dal piatto dell'Ikea. Salvatore, appena posso accompagno alla campagna di riciclaggio come al solito. Grazie Salvatore, ti sei meritato una pizza. Purtroppo con lockdown e tutto il resto appresso qua mi si è riempito. In pratica le bottiglie arrivano fino a sopra e che mi mangio le mani, perché con questo tempo fantastico potrei fare delle pizze giù fantastiche. E vabbè. Vediamo, per fare pizza metodo combo è un problema far infuocare la padella in acciaio non antiaderente. Il problema è aver usato poca farina per stendere il pane. No, non c'è motivo di far riscaldare la padella in quel modo. Non vedo qual è il motivo. Tieni sempre intorno ai 250 gradi se il termometro a infrarossi, non so, a meno che tu non voglia fare una pizza proprio croccante, un frisbee. Ci siamo quasi, 34, 38, 4 minuti indietro. La mia pizza con combo ha sempre una leggera croccantezza, migliorare l'elasticità. Lasci l'acqua nel frigo? 37, wow. Sì, è incredibile, più lunga dell'universo. Manco Fidel Castro parlava così a lungo. C'è una live che ha durato tipo 24 ore. No, un anno. Un anno? Sì, ne conosco tanti. Poi allora facciamo una live di un anno. No, vabbè. Una live di tutti i giorni, tipo un anno. Pizza domenica. La mia pizza con combo ha sempre una leggera croccantezza, elasticità, utilizzo farina, lievito madelico, 18 ore e 5 fuori. Please help me body. Metti l'acqua nel forno a un pentolino con l'acqua. In realtà, ragazzi, il punto è questo, è che comunque con quel tipo di cottura viene sempre un pochino più croccante, ma è croccante appena esce fuori. 30 secondi dopo è morbida. 200-300. E come ti ho detto, l'unicoda. Prego. Grande Gigio, buonasera. Ciao Massimiliano Vivona. Ci siamo quasi. Andrea.
non lo so, proprio siamo quasi lì. Probabilmente ho formulato male la domanda. Ti ripropongo il quesito. Utilizzando un blend di farine e di si conosce il valore W, in funzione della quantità utilizzata si conosce il valore totale. Ma in realtà è una questione di matematica. Cioè, se hai 50% 2,40 e 50% 300, Alice, torna in te. In realtà dicevo 300 e 2,40, hai 300 più 2,40 fa 5,40, 5,40 diviso 2 e hai in realtà il valore medio, ma è tutto molto empirico, ragazzi, perché non so se questo può essere confutato da un'analisi di laboratorio, quindi non ho gli strumenti scientifici adesso per dirvi questo con certezza matematica. Allora, come? Alice, si chiama Alice. Come si chiama? C'è scritto. Ok. Vincenzo Viscusi ha fatto confronto nuvola e pizzeria e sia che lui Renzo piace di più nuvola, come un inglese che ha fatto lo stesso confronto. Eh sì, ragazzi, se l'avessi anche io potrei farlo anche io un confronto. Diametro della pizza che usi, della padella che usi il metodo combo, grazie e complimenti. Quanto è? 32 mi pare sia 32 la padella. Aspetta, abbiamo perso ancora. F1, è un bel forno l'F1, ma non l'ho mai usato. No. Vincenzo e Antonio lo usano, quindi chiedete pure a loro. Un forno che va a 500 gradi si può tenere in casa, se un forno tipo a gas non è consigliabile, e il forno elettrico chiaramente sì. Mai sperimentato l'utilizzo del malto? Si è usato soltanto una volta, magari l'ho usato male, ma non ho visto grandi miracoli, ecco, fatti dal malto. Però in campo no, lascia stare, fammi finire di dire tutto, Alice mia, poi un giorno forse ti darò il diritto di parola. Dilla, non sia offensiva, che non sia... mamma mia, ho paura che dica qualcosa. Dici. Perché paura? Non lo so, di qualcosa, dai. Aspetta, dimenticato. Era importantissimo, No, ho dimenticato. Aspetta che adesso me lo ricordo. Ricordo cosa ho fatto prima e poi vado avanti. Fai deboli 9 grammi. Ragazzi, 8 ore, non di più, Gennaro. Guardando la passione che hai trasmesso da Alice, mi auguro diventi un'ottima pizzaiola in casa anche lei. Spero che formerà, come fai tu, generazioni future. Grazie Alice. Ok, sì. Sì. Can you add artificial protein in the flour? No, not really, because when you say proteins, actually, when we say protein in flour, we mean glutenin and gliadin, which are the basic proteins that together makes the gluten. So if you take some proteins, just some hypothesis, from some chicken, it doesn't really make the gluten because it's completely different kind of protein. So it's an interesting question, but it doesn't work like this. Planetaria economica, ho già risposto all'inizio, ragazzi. Economico non lo so, ma hanno detto Ariete prima, non ho idea. So che c'è quella del Lidl, però chiaramente se costa poco non vi aspettate miracoli. Termostati a 500, so che è un buon forno come ho detto prima, ma non l'ho usato. Grazie Fabio. Meglio F1 450 o 500 gradi? Non lo so ragazzi, non l'ho usato. Va bene rinfrescare le domande con dosi a caso, acqua fin qui non è lì. No, non va bene ragazzi, non va bene. Roberto Simone, il forno Zio Ciro. No, non l'ho provato, ma l'ho provato Sergio Mura, ne ha uno, Sergio Mura. Dai, fammi finire di rispondere, siamo quasi arrivati là, mancano 2 minuti. Hai mai provato a fare il forno Zio Ciro? Dicevo, Sergio Mura l'ha provato con successo, è davvero un buon forno, soltanto che è in cemento, quindi è una roba bella pesante, quindi se avete un bel giardino ha senso, non in casa. Grande Francesco, ho avuto degli ottimi risultati. Non si stende bene, può dipendere dalla farina che hai utilizzato, che magari è troppo forte, non hai fatto fare una maturazione troppo lunga, oppure hai stagliato poco prima di stendere la pizza. Esiste un forno che va a 500 gradi in casa, tipo
Non lo so che esiste un forno che fa anche pizza, però in realtà c'è chi utilizza la funzione Forno pirolisi. che non fa pizza? Sì, ci sono i forni quelli autopulenti. I forni autopulenti in realtà raggiungono quelle temperature per pulire il forno e ci sta chi sfrutta questa funzione per, in realtà per cuocere le pizze. Quindi può interessarti. C'è un video di Alex, The French Guy, è uno YouTuber famosissimo, lui l'ha rifatto, ma in realtà è un concetto che esiste da sempre. Se andate sulla confraternita della pizza ne parlano da 10 anni di sta roba qua. Sì, chiaramente Gennaro. Ciao Ivan. Alice, fai attenzione. Football Demons. Hello from Istanbul. Octinus, you're both so sweet. Really, I learned to make pizza in your videos. Love your style and personality. I like watch your videos. Thank you a lot. Thank you, and go on. Thank you so much, Football Demons. I really appreciate your words. And this is the kind of comment makes me feel, passionate and proud. So thank you so much from Alice as well. Thank you Alice. Per 500 grammi di caputo blu quant'acqua con 1 grammo di lievito di birra. Ragazzi, trovate le ricette nel mio canale. Adesso a volo non riesco a darvi una ricetta, devo finire questa diretta. È la mia domanda. Dai, Ma voglio fare una domanda. preferisco gli impasti a temperatura ambiente. Hello, who is you? I'm Italian man. Hello, who is you? I'm Italian man. Ciao, Italian. Così, domande a caso, random questions. Grazie per la ricetta pizza integrale, avevo provato da solo precedentemente, ho fatto un disastro perché metterla sul... did you ever try to make pizza romana? Not yet, I haven't tried. Pizza is a different kind of pizza. It's a famous pizza in Rome. It's a pizza. It's very crunchy. No. Aspetta. Antonio di Malati di Pizza. I'm from Caserta. We're a big fan of you, even if we're a pizza broiler. Ma questo è Antonio. Sì, ormai. Anto, voglio la tua prossima diretta in inglese. Ecco. Siamo arrivati? No. Sì, ci siamo. Mancano 3 messaggi. Gigio, dai, che ferrego tempo live. Arriviamo a 24 ore. A dire la verità siamo a 1 ora e 46, quasi 2 ore. Who is you? I am Gigio. Who are you? Why are you in my channel if you don't know me? What's the reason of this? I don't know. Anyway, nice to meet you. Forse ho visto uno dei tuoi video dove tu non dicevi il tuo nome. nome. I never say my name. Never. Sei grande Gigi, ha cambiato il nostro modo di fare la pizza in casa. Grazie mille a Sebastiano e Giulia Roma. Grazie a voi ragazzi. Grazie davvero. Gigio con il lievito amato si può fare lievitazione 24 ore. Alla faccia, certo, io lo faccio sempre. Non metti lo zucchero e cosa cambia? Non lo metto perché ormai facendolo nell'ardore Prossimo Antonio. in realtà nel forno di casa col metodo combo aiuta sicuramente la colorazione. Gosh, 2 hours live. Antonio questo è difficile dire in inglese. Don't joke with San Giuseppe stick. San Giuseppe stick. In inglese non ha senso. Non pazziaga mozzarella San Giuseppe. Ecco, il napoletano manco lo parli. Vatti a godere il pranzo domenicale. Vado, qua sono ore indietro. Ma perché? E digli che sei un grande pizzaiolo. A chi lo devo dire, Elisa? Grazie comunque. Mamma mia, ce l'ho fatta. Che cosa? 2 più 2. No, non è Ci sono delle domande, guarda. Voglio fare la mia domanda che... Ciao Gigi. Gigi? Vabbè, a volte ho detto mi chiamo Grigio. Gigi. Non l'hai detto. Dai, fammelo dire. Ma quando il panetto delle lievitazioni sul tuo appiccicosi si sgonfia, che tipo di errore è stato fatto? No, se si sgonfia è andato oltre, se non si è mai gonfiato in realtà
si è semplicemente rilassato. Ya, mi fa finire sta cosa. Stavo dicendo, non si chiama Gigi, non si chiama Gigi. E che vai pure, c'erano solo 3.000 domande. Sì. Al tipo di prima che ha chiesto chi fossi, sì. No, non lo so, forse è un troll, non lo so. Ok, ci siamo quasi. Allora, io direi 48 minuti. sì, dobbiamo chiudere. Ottimi due consigli, grazie. Se devo chiederti se dopo le 18 ore l'impasto non ti infliga quanto riguarda la pizza napoletana, le pieghe, no, non faccio nessuna piega. Se è già stagliato va bene, se non è stagliato, stagliate. Ti stavo sistemando. Ormai i miei capelli sono tutti pazzi, guarda. Gigi, per fare lunghe lievitazioni di 4 ore riesci a usare solo farina 00. Ma non è la questione dello 00, dipende dalla forza della farina. Questo qui ho già risposto a questa qua. Voglio vedere quante domande. L'ultima no. Ciao, fare mai recensioni di Coda 16? Non credo, ragazzi, non l'ho comprato, non ho intenzione di comprarlo. Non so dove mettermi i forni, o devo cominciare a vendermi i miei vecchi, ma non ho proprio, per ora non è cosa, anche con il lockdown qua non ho possibilità di venderli e tutto. Non preferisco né 0 né 00, ragazzi, è come capita. Ciao Gigio. Ciao. Allora, ci apprestiamo a chiudere questa diretta ormai. Vuoi fare questo gioco? Fai questo gioco, dai. Solo. Una domanda. Ok. Chiunque sapeva che 2 più 2 uguale pesce, per favore dite io nel commento. Ecco, sapevo che avremmo portato questa diretta proprio proprio allora. Sapevo che finiva così. Lo sapevo, guarda, una diretta fatta proprio e poi arrivi tu e il 2 più 2 pesce. Vabbè. Ma chiunque lo sapeva deve dire sì nei commenti. No. Sì. Vabbè, ragazzi, allora è stato un piacere. Vi do già appuntamento alla prossima diretta che sarà martedì alle 7 ore italiane. Ci sarò dal primo minuto. No, è una diretta con ospite. È una diretta con Sergio Mura di La pizza fatta in casa, il grande Sergio. Faremo questo collegamento dalla Sardegna. Vabbè, tu puoi venire e puoi salutare, ma insomma è la diretta con lui. Non è una diretta in cui facciamo... Ok, fammi dire sta cosa qua. C'è un problema, ci sono solo 87. Meglio uni o ardore? Per me per ora ardore, ma non ho provato l'1.16. Che perché bellina. Grazie Rute Marianna. 80 euro lo compro io. Non faccio spedizioni. Anche lui. Una semi integrale. Grazie infinite, perfetto. Allora niente, adesso fammi fare una chiusura vera. E poi la faccio io. Questo video finirà malissimo. Allora, ragazzi, è stato davvero un piacere avervi qui oggi, parlare con voi. Ricordatevi che sono Gigio Pizza su Instagram e Telegram, mentre invece mi trovate su Facebook come Impasti in Fuga. E ora... Che dire? E io adesso devo dire che se non ho sbagliato, che se voi avete delle idee per qualche video che dovremmo fare io Ecco qua, ok. Insieme, dovete metterle nei commenti. Beh, Alice, guarda, è difficile che vedranno 1 ora e 52 di live, però diciamo, se volete un video con noi insieme, questa è una sua proposta. Però un video dove ci sono dal primo secondo all'ultimo secondo, e dove facciamo qualche pizza, forse anche io dopo anche lei fa una pizza. Bla, o qualche idea che avete voi. Ok, spero che sia tutto chiaro. Vi ringrazio, ricordatevi di mettermi un bel like, di iscrivervi al canale se non siete iscritti, un bel commento. È stato un piacere, ragazzi. Ciao e alla prossima.